Si potrà assistere al consiglio comunale con il velo, sia il velo delle suore cattoliche sia quello islamico. Lei è d'accordo? No, perché è un luogo pubblico. E come Quindi? tutti i luoghi pubblici non ci dovrebbero essere né veli, né burka, né niente. Dice dove? In Italia. In Italia ti mantieni quello che sono italiani. E il velo, come si dice? Il burka assolutamente no. Il velo se è una roba insomma, coperta solo a nuca, quello fa niente, insomma. Basta vedere il viso, non credo che basta vedere i capelli. Se non copre il volto, lascia riconoscibili, non vedo perché. È un segnale di integrazione di estrema democrazia. Certamente non con la faccia coperta, perché quello è insopportabile. Però il velo normale sì. Il vero normale sì. Qualcuno dice però che è un simbolo di oppressione della donna, queste cose qui. Sì, in fondo lo penso anch'io, ma vabbè. Per la suore è una religione o la religione che glielo impone e per le altre evidentemente la loro nazione, la loro, non so, insomma, l'importante è che si possa vedere la faccia, no? Essendo in Italia si adeguano alle abitudini nostre, a me non mi va. Personalmente no, non mi va. Cambia niente a mio avviso, uno che abbia il velo o non il velo. Sempre siamo andati in chiesa, le nostre donne che dovevano avere le maniche lunghe, e il cappello, gli uomini nobili in attoglie, sono tutte regole religiose. Io sono un ateo per di più proprio spassionatamente, che facciano quello che vogliono, sono per la libertà, insomma, libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di movimento. Per me, nostra patria, il mondo intero.